I militari della Guardia di Finanza di Sciacca hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo di un vasto complesso industriale di oltre 19.000 metri quadrati sito nel territorio comunale di Ribera, ove si procedeva all'estrazione dell'olio delle sanze e alla raffinazione di oli a uso alimentare. Il provvedimento cautelare è stato emesso dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sciacca, il dottor Alberto Davico, su richiesta della Procura della Repubblica, sostituto procuratore dottor Michele Marrone, per gravi violazioni penalmente rilevanti alla vigente normativa in materia ambientale. Le indagini, culminate con il sequestro dell'opificio, sono state avviate nel mese di dicembre scorso, durante l'ultima campagna olearia, dopo che alcuni militari in servizio di controllo del territorio lungo la strada statale 115 avevano notato delle anomale e cospicue emissioni di fumi nell'area provenienti da quell'industria alimentare, che avevano ingenerato il sospetto che le lavorazioni eseguite potessero non rispettare i protocolli e le vigenti disposizioni in materia ambientale. Quindi i successivi accertamenti effettuati all'interno del sito industriale con la collaborazione tecnica dell'ARPA confermavano l'inefficace contenimento delle emissioni diffuse dai gas in atmosfera, a cui si aggiungevano il mancato smaltimento delle ceneri derivanti dalla combustione e lo scarico delle acque reflue industriali, un affluente del fiume Magazzolo, senza il preventivo trattamento della relativa depurazione chimico-fisica e biologica. Quindi veniva accertato che gli impianti industriali dello stabilimento attivo degli anni '80 non erano ancora stati adeguati alle modifiche normative in materia ambientale intervenuti negli ultimi 40 anni. Non veniva esibita dai responsabili dell'azienda la prevista relazione annuale sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse, né veniva rinvenuta alcuna traccia negli appositi registri dello smaltimento delle ceneri derivanti dalla combustione di sanza esausta. Oltre che alle numerose violazioni della normativa ambientale, sono state anche contestate al responsabile dell'azienda, nella veste di datore di lavoro, gravi e numerosi inadempimenti alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro, che vanno dalla mancanza di dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto fino all'inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori, risultati inidonei e salvaguardati dalle polveri presenti nel luogo del lavoro. Quindi l'attività di servizio segue numerosi sequestri di discariche abusive operanti negli ultimi mesi nel territorio di Sciacca dai militari della locale compagnia. Si inquadra all'interno della costante azione di controllo del territorio realizzata dalla Guardia di Finanza a tutela della concorrenza leale tra imprese, dell'ambiente e della salute dei cittadini